Buon pomeriggio, anteprima del punto, prima di cominciare questa puntata ricchissima, ovviamente c'è la settimana raccontata da Totò Calì, che saluto, è già con noi. Ciao Totò, come va? Eccomi, buon pomeriggio a tutti, e come va? Come va? Vediamo insieme come va la settimana Come va? che abbiamo passato. Come va? Come va? Beh, va bene. Va bene, dai, insomma. Nel senso che in Italia fare il vignettista va sempre bene. Perché c'è sempre materiale. Vai, partiamo, le prime vignette, la settimana di Totò, la settimana di Totò Calì in questa anteprima. Allora, prima vignetta. Allora, ecco qua, insomma, questa cosa dei saluti romani. Allora, Meloni lotta con le sue anime nere. Roma, centinaia di neofascisti si radunano per commemorazioni e saluti romani. Oh. E lei richiama un'altra notizia, Questa è H. La Renzi, che era quella di Pozzolo, della pistola di Capodanno. Ridatemi la pistola di Pozzolo. Cioè, si è stancata pure lei, va, insomma, basta. Basta con tutti questi che fanno un po' come caspita gli pare. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Questa cosa a me di Chiara famosa, Ferragni ti piace un sacco. La telenovela della Ferragni. Ti piace un sacco questa storia di Chiara Ferragni? Vai. Beh, è una notizia che solletica un po' la mente di un vignettista. Vai Totò. Chiara, sei indagata, sono serena. Furbacchione, hai già cambiato identità. Col malloppo là dietro, No, il malloppo del panettone, dell'uovo di Pasqua, poi c'erano tante altre iniziative. Questa è una storia seria che ha impegnato anche il governo. Tra un po' ne parleremo con uno dei nostri ospiti. Altra vignetta. Ce n'è due sulla sanità. Ecco la prima: Catania, bambino ingoia 20 Aspetta, centesimi. fermo qui un attimo. Questa è una notizia, insomma, che ha fatto un po', come dire, scalpore, no? Nel senso che ha fatto preoccupare ovviamente prima i genitori, ma anche insomma, le persone che hanno letto questa notizia hanno trovato dell'incredibile. Quindi questo bambino che ha fatto? Ha ingoiato una moneta da 20 centesimi. E vabbè, dice i medici, tranquillo, un bar, in Italia sono ammuccati miliardi. Ma un bambino vive a un mare. 20 centesimi. Luoghi comuni, andiamo avanti. La storia di chi è? Di Sgarbi, Sgarbi, qua. il famoso Mamma quadro di mia. Manetti. Sono andati a casa sua, insomma, questa storia del quadro. Il famoso quadro di Manetti, eccolo là, bello fotografato da Totò Calì. Il super bonus, eccoli qua. Ecco come ristrutturare senza super bonus. Questo che vuol dire? Niente, che non c'è più il super bonus. Ti puoi fare la tenda. Ti puoi fare la tenda. Perché? Perché insomma il patrimonio immobiliare italiano, devo dire che non gode di grandissima salute. È finita, anche perché, voglio dire, con questo super bonus si è fatto un po' di tutto, no? Si è fatto un po' di tutto, truffe, insomma uno dei motivi per cui è stato tolto. Prossima vignetta, che non è una vignetta, questa come si chiama tecnicamente? No? Questa è una notizia, io ci ho ricamato sopra. Eccola qua. Allora, la notizia è per 13 anni, questa è la notizia che è uscita ieri sera. Per 13 anni con una garza dimenticata nel torace. Condannata clinica, questa è la famosa striscia di Garza. La famosa striscia di Garza, questa, attenzione, la satira che riesce a scherzare anche con le cose serie. Ne abbiamo un'altra, eccola qua. Questa è un'altra notizia di cronaca che in qualche modo ha fatto come dire, clamore, no? Il cassiere di una nota gioielleria rubava appunto dalla cassa della gioielleria per la quale lavorava, che era poi la gioielleria dello zio. Quindi la vignetta è come? Dire che mio nipote era un gioiello, non si preoccupi, per certi gioielli abbiamo le casseforti giuste. Chiudiamo con questa vignetta la settimana di Totò Calì. E allora Totò, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Ci vediamo la prossima settimana, speriamo. Sai già, insomma, spunti ce n'è tantissimi. C'è uno che ti solletica in questo adesso momento? Vediamo con le regionali che stanno... Regionali nelle altre regioni, ovviamente. Nelle altre regioni, certo. Le altre, poi ci sono le europee, insomma, avremo tanta satira. Grazie Totò Calì. Grazie a tutti. Bella settimana, complimenti. Ci fermiamo, fino all'anteprima, poi il primo ospite di oggi, il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, subito dopo.
Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con il punto, l'approfondimento di attualità politica della nostra emittente, fine settimana che chiude una settimana abbastanza intensa, piena di fatti, di notizie, sia in chiave politica nazionale, sia ovviamente in chiave politica regionale, con l'approvazione della finanziaria. Insomma, oggi scopriremo anche cosa c'è dentro questa finanziaria. Nella seconda parte della nostra trasmissione, nella prima parte invece abbiamo un ospite graditissimo, anche ovviamente prestigioso, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che ci ha raggiunto in collegamento. Buon pomeriggio Rampelli. Salve, buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, insomma, oggi lei non ha visto le vignette perché stavamo ripristinando il collegamento, insomma tante vignette anche sulla questione della Ferragni, la satira, insomma ci ricama su, le do subito questi input perché insomma il governo sta lavorando anche per come dire, mettere in riga anche gli influencer che come imprenditori guadagnano, e quindi è giusto che paghino i soldi allo Stato, e questo è un po' il tema, no Rampelli? Sì, mi sembra assolutamente sacrosanto, mi fa piacere che lo faccia il nostro governo, avrebbe potuto fare anche qualcun altro prima di noi, perché non è che gli influencer sono nati ieri mattina, e comunque il lavoro che svolgono con pubblicità continua, occulta, che finisce anche per orientare le scelte di mercato anche dei ragazzi, insomma soprattutto delle fasce più giovani. Insomma, io penso che sia un'altra di quelle cose facili da fare che però non sono state fatte, come diciamo così il primo provvedimento realizzato dal governo Meloni per vietare i rave party. Non ci voleva granché per metterlo in campo e per evitare tutto quello che abbiamo dovuto subire e sopportare per anni, constatando che l'Italia era diventata una sorta di piattaforma europea per la realizzazione di questi raduni dello sballo, così definiti. Senta Rampelli, siccome noi andiamo in diretta, diciamo, e i nostri telespettatori lo sanno che siamo in diretta, lei, diciamo ai nostri telespettatori, e lei si è dimenticato di togliere le lucine di Natale dietro, no, sembra che l'abbiamo registrata sotto Natale. Diciamo che è un'operazione un po' laboriosa perché ce n'erano tante e quindi togliamo le lucine di Natale un po' per volta, però effettivamente potrebbero disturbare quello alle spalle, quindi appena capiterà un'interruzione. No, vabbè, si preoccupi, ci fa piacere, ci colora anche un po' il collegamento. No, diciamo, questo è ovviamente, anche le aggiungo che non appena abbiamo detto che ci sarebbe stato Rampelli in trasmissione da noi, si è mobilitato mezzo suo partito, insomma vuol dire che c'è ancora, come dire, la presenza di Rampelli sui territori è abbastanza forte, perché lei insomma quando si formò Fratelli d'Italia, diciamo, quando il partito era allo 0, insomma lei girava città per città, comune per costruire questa Fratelli d'Italia, perché lei è uno dei fondatori di Fratelli d'Italia. Sì, non sono l'unico fondatore, eravamo un manipolo di 4-5 persone, però diciamo che senza voler essere presuntuoso, perché insomma non è mio costume, anzi ritengo persona abbastanza sobria, insomma. Però la cosa più importante che mi si può attribuire è aver inventato e cresciuto nel corso degli anni bellissimi ma altrettanto faticosi, la comunità che poi avrebbe a sua volta fondato Fratelli d'Italia. Senza quella esperienza non ci sarebbe stata Fratelli d'Italia, non ci sarebbe stata questa meravigliosa stagione di governo e quindi questa grande opportunità di veder rinascere l'Italia. Noi ce la metteremo tutta per non deludere le aspettative, ma questo era lo scopo, non ci interessava nulla di metterci a fare carriera politica e di pensare al tornaconto individuale come è stato per tanti ex militanti poi diventati burocrati del politichese in senso stretto. Senta Rampelli, andiamo un po' all'attualità politica. Intanto le chiedo, secondo lei si candiderà Giorgia Meloni capolista alle europee? Io posso soltanto dare il mio auspicio, penso che sarebbe davvero opportuno e utile, non tanto e non soltanto per Fratelli d'Italia, ma per l'Italia intera e per la nostra democrazia. Aggiungo che, secondo il mio modesto avviso, le elezioni rappresentano una sorta di bilancio provvisorio
attraverso il quale si misura l'indice di gradimento di un governo e delle forze politiche che lo sostengono. Quindi sarebbe utile e opportuno che tutti i leader dei partiti nazionali di maggioranza e di opposizione scendessero in campo e Salvini si è già misurassero. sfilato, Salvini si è già sfilato. Ma questo non lo so, perché insomma c'è ancora tempo prima di comporre le liste. Io comunque do il mio parere, la mia opinione, indico il mio auspicio. Ripeto, non sto parlando soltanto delle forze che sostengono il governo di centrodestra, mi riferisco a tutti, perché poi le elezioni europee, insomma, sarebbe abbastanza surreale che in lungo e in largo tutti i leader di tutti i partiti, nessuno escluso, dicano che il destino dell'Italia, il destino degli stati nazionali è collegato a quello dell'Europa, dell'Unione Europea, quindi è quasi più importante presidiare la posizione di Strasburgo e successivamente quella di Bruxelles, piuttosto che misurarsi con le elezioni nazionali e quindi con il governo italiano, la sua maggioranza e la sua opposizione. Se è vero questo, e penso che sia incontrovertibile, gioco forza, i leader nazionali devono correre. Diciamo c'è però no, l'altra tesi, no, che è quella che siccome Giorgia Meloni in questo momento è fortissima nei consensi, probabilmente faccia gli scongiuri se vuole e uscirà fortissima dalle urne, il tema è che possa schiacciare gli avversari, allora lì poi si aprirebbe potrebbe anche aprirsi anche una crisi di governo. D'altronde diciamo, la storia ce lo racconta, no? L'ha fatto Salvini, l'ha fatto Renzi, quando hanno stravinto poi. Io vado sempre diritto in faccia all'obiettivo, quindi sinceramente mi interessa assai poco di che cosa, cioè delle considerazioni collaterali. La considerazione principale è che ogni partito rappresenta una opzione di governo in Europa, una opzione di coalizione in Europa, una idea di come veder funzionare l'Europa, e quindi ogni partito deve mettere, deve sottoporre queste prerogative, queste ambizioni, queste prospettive e i leader che le guidano al giudizio degli elettori, perché la democrazia funziona così. E per quello che attiene a Giorgia Meloni, questa considerazione che è stata fatta la ritengo ingenerosa, perché Giorgia Meloni si è candidata alle europee almeno altre 2 volte, se la memoria non mi tradisce, cioè quando il quoziente elettorale di Fratelli d'Italia era assai rimaneggiato. Oh, come no. Rampelli, le faccio un'altra domanda, sempre relativa al tema. Candidarsi ora, come diceva lei, perché siamo al governo e forse possiamo fare un ottimo risultato alle elezioni europee, me lo auguro, e magari sarà così. Si è sempre candidata anche quando avevamo l'1,95%. D'accordo anche il suo amico, penso, perché ha ribadito. Allora, restando nel tema delle europee, è proprio sul tema delle candidature. Alle ultime europee in Sicilia si consumò una sorta di spaccatura interna, no? Tra l'area dell'ex presidente della regione Musumeci, oggi ministro del governo Meloni, che non voleva insomma impegnarsi in qualche modo, si ricorda, diventerà bellissima, con una parte di partito, quella di cui parlava lei, dell'1, che voleva impegnarsi ed elesse un parlamentare, l'onorevole Stancanelli. Poi il gruppo cominciò anche ad ingrandirsi nel tempo. Che clima c'è adesso all'interno? Adesso c'è la corsa alle candidature, no? C'è anche chi si candida, come dire, con grande impegno, con grande impeto, c'è chi rimane fuori. È il caso per esempio di questo uscente. Non conosco bene le dinamiche siciliane, perché diciamo da qualche tempo manco dalla Sicilia, insomma le osservo a distanza. Penso che Stancanelli abbia fatto comunque un ottimo lavoro e penso che sia stato e resti un punto di riferimento della destra siciliana, così come penso che Nello Musumeci ingenerosamente è stato, diciamo così, indotto a non ricandidarsi per continuare a guidare la regione Sicilia, ma questa è acqua passata. Tutto sommato ci è utile farla riemergere
visto esatto. che comunque ci sono insieme alle elezioni europee anche le elezioni regionali, immagino che ne parleremo di qui a breve. No, parliamone subito, perché insomma poi il tema è quello, no? Cioè, si sta ripresentando in Sardegna la stessa situazione, diciamo che ci fu, a parti invertite questa volta, che ci fu in Sicilia, no? Con il governatore uscente Sì, che vuole se, ricandidarsi, e della Lega, voi che invece pensate che il nome è giusto sia un altro, così come è accaduto a parti invertite, dicevo, in Sicilia. Allora, Qualche anno. intanto voglio precisare che non c'è quell'alta tensione che tutti i media denunciano, non c'è nessun'alta tensione, c'è una normale dialettica che precede la scelta dei candidati alla presidenza delle regioni, così come i candidati dei sindaci, soprattutto delle città capoluogo di regione o di provincia, insomma, cioè bisogna per forza parlarne, poi se se ne parla s'alza la tensione? Beh, non credo, insomma, è il gioco della democrazia, bisogna confrontarsi e capire quale possa essere la formula e quindi anche il candidato, la candidata più autorevoli che possano scendere in campo per garantire una stagione che noi auspichiamo di buon governo. Quindi se questa procedura è valsa per le elezioni regionali siciliane ai danni di Nello Musumeci, e Fratelli d'Italia non ha potuto neanche sostituirlo con un'altra, diciamo, persona del suo partito, tant'è che oggi ottimamente governa la regione Sicilia il presidente Schifani. Penso che analogamente per le altre regioni occorra fare lo stesso tipo di percorso e quindi capire se i governatori uscenti sono la migliore soluzione possibile. Noi riteniamo che in Sardegna ci possano essere delle proposte migliori. Poi bisogna pure dire un'altra cosa, perché io non fuggo dalla realtà, e cioè che comunque c'è stata una sorta di rivoluzione di consensi elettorali, quindi mentre prima c'erano dei partiti della coalizione che erano largamente maggioritari rispetto agli altri, adesso comunque Fratelli d'Italia è il partito locomotiva della coalizione di centrodestra. Bisogna tenerne conto anche negli schemi di... Bisogna tenerne conto perché non è, diciamo così, politichese, l'ho già detta questa parola ma la ripeto, è il giudizio dei cittadini. I cittadini in questo momento stanno dando fiducia a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia e penso che i leader della coalizione ne debbano tenere conto, mantenendo, che sicuramente accadrà, l'unità della coalizione, ma anche cercando di fare quegli aggiustamenti che possano andare nella direzione degli umori, delle sensibilità, delle simpatie dei cittadini. Allora, Rampelli, siccome il nostro tempo a disposizione sta scadendo, io ho delle diverse domande che la voglio fare, anche perché voglio capire la sua idea, per esempio, sul caso Pozzolo. Che ne pensa lei, anche rispetto a tutte le notizie che stanno maturando? Che idea si è fatto? Beh, il caso è un caso abbastanza complicato, penso che tutti noi prudentemente dobbiamo attendere che la magistratura faccia il suo corso e cerchi di capire che cosa è accaduto effettivamente nella notte di Capodanno. Certamente penso che questo collega Pozzolo non dovesse presentarsi al di fuori della sua abitazione dove è legittimo tenere delle armi. È stato inopportuno che andasse fuori dalla sua abitazione con l'arma che regolarmente aveva registrata, comunque questo pure va riconosciuto e detto. Sì. Quindi sicuramente è stato fatto un errore a monte da parte di Pozzolo che gli ha comunque garantito la sospensione da Fratelli d'Italia. Ecco, però poi Quindi in questo sembra momento insomma, che non sia stato lui a sparare. Adesso vedremo cosa succederà, come dice lei vedremo, probabilmente. sì, però sono due cose diverse. Esatto. Poi vedremo Sì. chi è che ha esploso questo colpo, ovviamente accidentale. Questo non sappiamo ancora, c'è Lei comunque dice che un'indagine. quella pistola non doveva uscire dalla casa di Pozzolo, in ogni Non caso. doveva uscire, non doveva uscire io non sono favorevole alla detenzione di armi, ma non ne faccio certamente un dogma di questo. Non Insomma, siamo chi nel ha Far bisogno. West. Ecco, esatto. Però se l'arma si tiene dentro casa per evitare che qualcuno ti entri in famiglia e metta a repentaglio la sicurezza dei tuoi familiari, è un conto. Se ci vai in giro è un altro conto. Guardi, io purtroppo per ragioni anagrafiche ho attraversato gli anni 70 e la gente che andava in giro con le armi non volevo avere niente a che fare e quindi la scansavo dall'origine.
Esatto, senta, restiamo negli anni 70 perché si è parlato molto questa settimana della questione delle commemorazioni di Acca Larenzia, il saluto romano, il pericolo di un'Italia in cui possa rinascere come dire, il fascismo. Lei è stato forse uno dei pochissimi del suo partito a essere chiaro sin dall'inizio. Voi l'avete disconosciuta, no, questa manifestazione da anni? Ma guardi, cominciamo col dire, per utilizzare un linguaggio caro ai siciliani, che questa roba qui del pericolo fascista è una minchiata, la più grande minchiata che si possa raccontare in giro. Che noi abbiamo fatto i conti, noi tutti, italiani, non soltanto la destra, ma in particolare la destra, con il fascismo e il neofascismo già da tempo, e abbiamo fatto le nostre scelte da tempi non sospetti, non certamente adesso che siamo al governo. E quindi forse farebbero bene coloro i quali gridano questi allarmi, probabilmente per ragioni di cassetta, per ragioni commerciali, potremmo dire, se non elettorali. Insomma, nel gergo delle imprese si dice così, ragioni commerciali, devono fare cassetta e quindi raccontano castronerie. Ma ciò nonostante è vero che si tiene da 46 anni questa manifestazione, il cosiddetto presente, questa commemorazione, anzi non è una manifestazione, in via Acca Larenzia. È vero che questa manifestazione si svolge con l'esibizione dei cosiddetti saluti romani. Noi non abbiamo niente a che fare con questi saluti romani e devo dire che la dichiarazione di distanza da questi saluti romani conta meno dell'azione che abbiamo fatto, perché dal 1996, capendo che il percorso di quella realtà lì era distinto e distante anni luce dal nostro, non abbiamo più messo piede ad Acca Larenzia. Che già, come dire, è una risposta senza tergiversare, no? Senza attaccarsi alla parola in qualche modo. L'avete dimostrato, secondo quello che ci sta dicendo, coi fatti, cioè che non siete, che disconoscete il fascismo in questo senso. Abbiamo dimostrato. Prego. No, dicevo che l'abbiamo appunto, come lei sottolineava, dimostrato con i fatti. Non abbiamo fatto un'altra scelta, siamo andati in un altro luogo. Però ecco, io penso che sia importante anche cercare di capire, perché se Prodi, D'Alema, Gentiloni, Letta, Conte, Draghi, Monti, quindi personalità che hanno guidato il governo e avevano il PD in pancia nelle loro coalizioni, non sono intervenute, bisogna anche entrare un po' nella psicologia di quel luogo e di quello che è avvenuto. Io sono esterefatto letteralmente degli interventi, quello della Schlein in prima persona è quello che mi ha colpito di più in negativo, che non hanno trovato un minuto per rappresentare il proprio cordoglio rispetto a 3 vite innocenti, ragazzi che avevano meno di 20 anni e che sono stati letteralmente falciati da colpi di arma da fuoco, armi da guerra, mitragliette Scorpion, addirittura Stefano Recchioni da un colpo esploso da un carabiniere evidentemente impazzito che a altezza d'uomo ha sparato in direzione della folla prendendolo in testa. Insomma, sono stati momenti tragici per la storia d'Italia, ancor più ovviamente per la storia della destra italiana, dei suoi militanti che sono rimasti traumatizzati dopo il rogo di Primavalle, dopo decine e decine di altri ragazzi innocenti, minorenni anche. Mario Zicchieri aveva 16 anni quando Sergio Ramelli è stato sprangato, è stato in coma per diversi giorni. Insomma, una storia terribile. Invece tutti pronti a accusare voi, ma nessuno che fa un mea culpa. Non si può far diventare il saluto romano il problema principale. Il problema principale è che in 46 anni nessuno di coloro i quali hanno ucciso ragazzi innocenti è finito in galera. Questo è il problema principale. Senta, io ho esattamente 2 minuti per 2 domande, vediamo come mi risponde. È stato cancellato l'abuso d'ufficio come reato, insomma anche qui la sinistra si è sollevata, diciamo, contro il governo Meloni. Che ne pensa? Io penso che non se ne potesse più di questo reato di abuso d'ufficio così come è stato configurato fino adesso. Penso che sia stata una norma giusta, attesa da tutti gli amministratori di sinistra e di destra in maniera equanime e penso che tutti quanti noi come cittadini siamo rimasti spesso e volentieri vittime di dirigenti pubblici che non si sono presi la responsabilità
della propria funzione, assumendo delle decisioni importanti di cui magari un cittadino era in attesa, proprio per la paura di finire. Sì, perché colpisce poi gli amministratori, soprattutto locali, insomma ha ingessato molto il processo burocratico. Quindi se lo ha ingessato, al di là delle conseguenze sul sindaco, sull'assessore di rito, c'è comunque un rallentamento anche dei processi di sviluppo della società da un punto di vista economico e imprenditoriale. Cioè non possiamo andare a questa velocità quando il mondo corre all'impazzata e noi siamo lì con appunto non solo sindaci e assessori, ma anche capi dipartimento, dirigenti amministrativi che hanno paura di prendersi responsabilità e quindi non provvedono a rilasciare le autorizzazioni del caso. Rampelli, le faccio l'ultima domanda sorridendo, almeno io ho sorriso, poi non so lei, ascoltando la Cortellesi alla Luis, che ha detto che Biancaneve faceva la colf ai 7 nani, c'è anche questa rilettura, no? Anche lei sta sorridendo. Sì, questo è un tema scivoloso, se lei me lo spara lì alla fine della intervista, insomma, possono uscire fuori solo cose maldestre che sarebbero destinate a finire sui giornali domani mattina, in Mondovisione, anzi. Quindi, insomma, quando lei avrà tempo di questa sorta di inversione dei ruoli che sta castigando la nostra società, potremmo volentieri parlare, però la Cortellesi peraltro è un artista che eccezionale e anche molto abbiamo intelligente. capito il suo punto di vista, tra le righe. Esatto. Anzi, tra le parole. Grazie a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Grazie Rampelli, buon lavoro, buon proseguimento, buon fine settimana alla vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli, che saluta e che lo vediamo ovviamente in collegamento. Noi ci fermiamo, piccola pausa, dopo ci tuffiamo all'interno della finanziaria regionale con il presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno, i deputati di maggioranza, opposizione, un sacco di giornalisti, tutti qui al punto. Rientriamo in diretta, il punto dopo l'intervista al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Entriamo, l'avevamo annunciato, attraverso il quotidiano La Sicilia, attraverso i telegiornali, attraverso i social. Oggi abbiamo e vogliamo discutere della finanziaria appena approvata, la finanziaria regionale, cosa c'è dentro questa finanziaria e soprattutto dal punto di vista politico cosa racconta questa finanziaria. Lo faremo con i nostri ospiti, ci ha raggiunto in studio il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, che saluto. Presidente, grazie per essere qui. In collegamento c'è, chi c'è? Vediamo, cercavo gli altri ospiti. Presento i colleghi giornalisti, Michela Giuffrida che è ritornata con noi, ciao Michela. Buonasera, ciao. Ciao Mario Barresi, inviato dalla Sicilia, che ha scritto tantissimo insomma sulla finanziaria regionale, si è spulciato le carte, anche io l'ho fatto, devo dire, c'era qualcosa di divertente. Saluto la collega Miriam Di Peri del quotidiano La Repubblica, ciao Miriam, ben trovata. Buongiorno, ciao Luca. Come va? Non ci siamo... Luca, ciao Michela, saluto il presidente dell'Arps Gaetano Galvagno e saluto soprattutto il compagno e collega Mario Barresi, compagno di battaglia. Compagno in che senso? Ha detto compagno di battaglia. Ha detto compagno di battaglia. Detto da Repubblica. Detto da Repubblica, poi insomma. Sorride anche Antonio Condorelli con noi. Ciao Antonio. Buonasera caro, è un piacere essere qui. È un piacere sempre nostro. Allora, in attesa di collegare Ismaela Vardera di Sud Chiama Nord e Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia, quindi del partito dell'assessore al bilancio che tanto si è speso per questa finanziaria, insomma, lascio un attimo in stand-by il Presidente, perché poi il Presidente voglio un commento velocissimo. Michela, Miriam, Mario e Antonio, chi ha vinto in questa finanziaria? Ma non è perché è qui davanti, ma certamente è stata una bella vittoria per il presidente Galvagno, considerato che non accadeva da 21 anni, anche se dobbiamo sottolineare che la normalità dovrebbe essere altra, dovrebbe essere approvare in tempo uno strumento così importante. Sta di fatto che all'Ars è improvvisamente scoppiata la pace, di chi sarà il merito dovremo capirlo, sarà pace vera, quando arriveranno altri nodi al pettine che cosa succederà, ma intanto credo che abbiano vinto anche i siciliani, che finalmente possono fruire di norme che mancavano da tempo, alcune delle quali erano veramente urgenti, ce ne sono molte altre, avranno altro lavoro.
Condivido quello che ha detto Michele, ha vinto diciamo, la capacità diplomatica del presidente Galvagno assieme a quella delle due persone che Schifani ha appositamente delegato per la questione, cioè l'assessore all'economia Marco Falcone e il suo vice Luca Sammartino. Ha vinto anche l'inciucio perché alla fine la velocità e il rispetto del termine per evitare che si andasse anche sollecitati dalle categorie produttive all'esercizio provvisorio che avrebbe rallentato pagamenti per decine di milioni alle imprese, ha secondo me inficiato, e ritengo che anche Galvagno sia d'accordo, la qualità di alcune norme. Ne parliamo dopo. Va bene. Ne parliamo dopo. Antonio, chi ha vinto? Ma io griderei al miracolo, in ogni caso c'è il risultato, però ci sono i soldi che riescono dove non riescono i miracoli, per esempio questi famosi 40 milioni di euro di sagre e feste padronali. Ora ci entriamo, volevo sapere secondo te chi ha vinto? Maggioranza e opposizione. Quale parte politica ha vinto? Ma se al ce n'è momento una. hanno vinto maggioranza e opposizione, che hanno perso ciascuno la propria identità andando a un accordo che è stato basato prevalentemente sulla spartizione di questi soldi. Miriam, stessa domanda. Beh, c'è un vincitore netto, anzi 3 vincitori netti che sono, come diceva Mario, il presidente dell'ARS e i 2 assessori Luca Sammartino e Marco Falcone. Sicuramente una regia che ha funzionato. Permettimi di dare un perdente: l'opposizione. Ha sprecato veramente un'occasione enorme. Il ruolo dell'opposizione in questa partita non può essere raccogliere le briciole, deve essere quello di spaccare la maggioranza. Non l'hanno fatto, anzi li hanno aiutati a ricompattarsi. Allora, io guardavo il presidente dell'ARS mentre sentiva le risposte. No. Intanto ringrazio chiaramente la dottoressa Giuffrida, Mario Barresi, anche l'opinione degli altri, Condorelli e Di Pieri. Secondo me, in verità, intanto vi ringrazio, ma la verità è che hanno vinto tutti. Poi ci sono stati un po' dei soggetti come me, come l'assessore Sammartino, l'assessore Falcone, che hanno cercato di avere un dialogo con l'opposizione. E dico all'amica Miriam, no, secondo me l'atteggiamento non deve essere quello di spaccare la maggioranza, ma di cercare un dialogo con la maggioranza che possa in qualche modo arricchire il testo. E mi permetto di dire anche che non c'è una quota, cioè esiste una quota tale per fare diventare una cosa che, attenzione, dovrebbe essere normale, perché la finanziaria noi sappiamo che si deve approvare entro il 31/12, ma se da un ventennio questa finanziaria non si approva dal 31/12 vuol dire che ci sono stati dei problemi negli altri anni. Noi abbiamo fatto una norma assolutamente, una finanziaria abbastanza importante, abbiamo, permettetemi di dire, anche epurato il testo da quello che è il maxiemendamento, perché sappiamo che abbiamo stralciato quella norma per evitare che ci potessero essere delle impugnative e comunque anche dei ritardi nella pubblicazione. Quindi abbiamo cercato di trovare uno strumento affinché questo governo potesse andare a Roma con una finanziaria molto più asciutta, che secondo me gli dà anche maggiore credibilità rispetto a quella che, attenzione, già abbia. Io ringrazio invece, mi sento di dire, il Presidente della Regione Schifani, che mi ha dato totale fiducia insieme agli altri assessori per poter avere questo dialogo con le opposizioni. Però mi sento di dire che secondo me non hanno avuto le briciole l'opposizione. L'opposizione ha messo dinanzi al tavolo anche dei temi ordinamentali che sono stati discussi. Attenzione, che devono essere nella stessa direzione del governo. Non è che esiste una quota, portatemi 1 o 2 ordinamentali a testa e noi li inseriamo nel testo. Devono essere comunque discussi, devono essere valutati e se sono sostenibili e condivisibili dal governo, magari vengono accettati come suggerimento. Però ritengo che questa vittoria sia una vittoria del Parlamento. Ritengo che il termine sia il fatto di non aver ammesso, non aver dovuto occorrere all'esercizio provvisorio, sia già un modo per mettere i conti un pochettino al riparo. E adesso dobbiamo essere ancora più bravi, cercare l'anno prossimo sulla qualità magari di riuscire a fare una finanziaria che, attenzione, non deve essere, e questo è l'invito che io faccio ai colleghi, a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, non una corsia preferenziale per una norma.
Perché questo Parlamento già da martedì può ritornare a lavorare, quindi tante norme ordinamentali, magari facendo delle norme di settore in cui parliamo di sanità, in cui parliamo di formazione, in cui parliamo di pari opportunità, possiamo parlare di tutto, si potrebbero fare e non appesantire quella finanziaria che poi costa di 200-300 articoli all'interno del maxi emendamento. Però io mi sento fermamente convinto di voler ringraziare tutti, sia i capigruppo di maggioranza che di opposizione. Spiego il perché. L'opposizione ha dimostrato che se avessero voluto bloccare i lavori d'aula, così come hanno fatto durante la discussione generale, hanno utilizzato tutti i tempi possibili dal regolamento per rallentare il lavoro d'aula. Nel momento in cui si è trovata una sintesi, non so se si chiama accordo, se si chiama intesa, ma in quel momento... Ma l'inciucio è, secondo me, è un termine cattivo da utilizzare. Perché, Mario? Perché comunque abbiamo fatto qualcosa di bene non per interessi personali, perché quando tu sblocchi le risorse lo fai per le imprese, lo fai per i siciliani, lo fai per la formazione, lo fai per i lavoratori, lo fai per IASU, lo fai per tutte quelle priorità che tu hai voluto mettere dentro. Io sono convinto che il testo è sempre migliorabile, non c'è mai fine né al meglio né al peggio. Le priorità sono scelte politiche, ovviamente. Assolutamente sì. Ma su quello poi però si ritengo può che molto, aver raggiunto questo obiettivo non era cosa semplice. Senza il dialogo tra maggioranza e opposizione probabilmente si poteva arrivare allo stesso anche a approvare la manovra del 31-12, facendola solo col centrodestra, senza fare quello che io chiamo intesa e tu chiami inciucio. Però dall'altro canto potevamo arrivare anche ad approvarlo, ma come? Con uno scontro che comunque si sarebbe riportato anche nel corso della legislatura. Noi abbiamo ritenuto che apprezzare determinati consigli da parte dell'opposizione potesse essere cosa buona e giusta. Se è giusto o sbagliato ce lo diranno i siciliani, ce lo diranno quando ritorneremo a chiedergli la loro fiducia e il loro consenso. Ora io aspetto i collegamenti anche del capogruppo di Forza Italia, Stefano Pellegrino, e di Ismaele Lavardera, che rappresenta anche un pezzo di opposizione all'Assemblea regionale, per sollevare anche queste questioni, insomma, che stanno cominciando a uscire anche qui, cioè perché poi la minoranza non ha fatto la sua parte. Certo è, insomma, che questa finanziaria in qualche modo si è caratterizzata, no, di alcune scelte anche importanti, non ha, come dire, in qualche modo invece non ha preso posizione su temi altrettanto importanti che riguardano i siciliani, se non come dire, sfiorandoli in qualche caso, no? Mi viene in mente la sanità su tutti, anche se c'era un capitolo di spesa, però insomma tutti hanno detto troppo poco per la sanità siciliana. E poi voglio sentire con lei. Ma io ritengo che in ogni finanziaria esistono delle priorità. L'indirizzo che si è voluto dare rispetto ad alcuni temi che tra l'altro non si erano neanche potuti riproporre nel tempo per mancanza di natura economica. Paradossalmente quando ci sono più soldi, quando ci sono più risorse ci sono più problemi, perché ognuno vuole portare avanti delle istanze, quando invece non c'è niente, non c'è il motivo per cui bisogna contendere e litigare. Ritengo, così come ho già detto prima, che probabilmente si può sempre migliorare e fare qualcosa in più, ci si può focalizzare su temi assolutamente di più ampio respiro, si possono mettere determinate risorse in altre vicende, però non prendiamo in giro la gente. Quando io sento determinati interventi che dicono dovremmo mettere più soldi per quanto concerne la sanità, ma da qualche altra parte la devi levare. Cioè non puoi pensare di avere delle risorse illimitate. Priorità, no, però di scala. Esistono delle priorità, esistono anche però delle forme di correttezza anche nel fare passare determinate informazioni che devono essere limpide. Quando dice bisogna mettere più soldi per quanto riguarda l'agricoltura, bene, da dove li leviamo? Perché la coperta sempre quella è. Quindi questo governo, questo Parlamento ha voluto portare avanti una finanziaria che ha ritenuto che queste fossero le priorità per la Sicilia e i siciliani. Probabilmente ci saranno delle cose assolutamente non condivisibili, ma ci saranno anche certamente delle categorie sociali che invece apprezzeranno il lavoro che è stato fatto. Noi comunque ci rimettiamo sempre a quello che è il sentimento di quello che noi sentiamo dalle nostre interlocuzioni. Oggi sono stato a un bellissimo evento che ha organizzato il prefetto San Martino, in cui c'è stato un intervento importante di Sua Eccellenza Monsignor Renna e del professore Sen, dove si parlava proprio di partecipazione e democrazia, di quella che è la condivisione, di quello che è un lavoro molto più lungo, quello che è quello dell'ascolto. Perché quando tu vuoi portare avanti delle istanze, qualsiasi esse siano, potresti prendere delle decisioni autonome.
che non significa che siano giuste, anzi possibilmente ti creeranno ancora più problemi, o inversamente andare ad ascoltare quelle che sono le parti sociali, andare ad ascoltare tutti quelli che possono essere collegati, che possono essere protagonisti e poi portare avanti veramente dei disegni di legge che possano essere il reale termometro, il reale bisogno della Sicilia e dei siciliani. Allora, Miriam, Mario e Antonio e Michela, cosa c'è in questa finanziaria? Spieghiamolo un po' ai nostri telespettatori, no? Miriam, Mario, fate voi, insomma, siete tutti aperti. Comincia la compagna di 1000 battaglie di Peli. Ci sono un sacco di prebende, ci sono veramente tantissime prebende, alcune misure incisive su cui forse si sarebbe potuto fare di più nella spinta propulsiva sul lavoro. Per esempio, una norma che poteva essere molto più incisiva se la dotazione fosse stata di 100 milioni di euro è quella che riguarda i benefit, i bonus ai titolari di azienda. Scusa Miriam, un attimo, perché siamo riusciti nell'operazione. Buonasera Pellegrino. Forse ce l'abbiamo fatta, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale Sicilia, ce l'abbiamo fatta. Allora, come sta Pellegrino? Tutto bene? Sentiamo, bene, ci parli bene, così capiamo se ci sente e se noi la sentiamo. Perfetto, sento bene. Ok, lei si è come dire, inserito in corsa in questa discussione. Il Presidente dell'Assemblea che è qui con noi, insomma, ha detto noi abbiamo fatto una scelta, questa è una vittoria di tutti, in realtà di tutti i deputati, ma dei siciliani, perché insomma intanto la legge di stabilità e la finanziaria sono stati approvati, diciamo, nei tempi, per la prima volta dopo 21 anni nei tempi, e poi insomma abbiamo fatto delle scelte che certamente Galvagno in qualche modo sono in direzione dei siciliani, no? Chi ognuno per la sua parte, insomma, certamente sono state delle scelte anche politiche, però che in qualche modo hanno avuto questa finalità. Dobbiamo dire che il prossimo mestiere di Galvagno sarà quello di fare il sarto, che è un grande ricamatore. Mia nonna lo era, quindi. Mia nonna lo era, quindi buon sangue non mente. Ah, ecco, buon sangue non mente, non lo sapevo. Allora la battuta è stata assolutamente azzeccata. Abbiamo avuto anche una grande regia del nostro presidente Schifani, un braccio lavorativo di Marco Falcone, degli uffici dell'assessorato, dei dirigenti generali, del ragioniere generale, insomma. È stata un'ottima finanziaria, grande collaborazione, devo dire, da parte dei parlamentari dell'opposizione, i quali poi hanno dovuto condividere, ma non per forza, hanno ritenuto di condividere quelle che erano le aspettative del governo e soprattutto il fatto che ci fosse una finanziaria approvata nei termini, perché non era solo un fatto formale, ma era anche un fatto sostanziale. Dobbiamo considerare che il sol fatto che sia stata approvata la legge di stabilità, quella del 2023, quella dello scorso anno, a febbraio, questo ha dato la possibilità di poter incrementare di 1,5 milioni, di 1,5 miliardi la spesa della regione rispetto all'anno precedente. Il fatto che questa volta non si vada all'esercizio provvisorio, questo consentirà sicuramente un ulteriore incremento della possibilità di spesa, perché le casse prima si aprivano ad aprile, maggio, approvando la finanziaria, un elemento di non poco conto, e rimanevano aperte fino al 15 dicembre. Cioè, abbiamo fatto prima, il documento approvato prima, riusciamo a spenderli prima questi soldi, quindi il risultato... I comuni possono programmare i servizi per i cittadini, insomma è una grande vittoria, devo dire uno storico risultato. Grande merito. Pellegrino, un attimo, facciamo completare Miriam, esatto, che ho interrotto. Prego Miriam Di Peri del quotidiano La Repubblica. Grazie, un ultimo minuto per un paio di considerazioni. In questa legge, poi immagino che avremo modo di parlarne, c'è una norma di cui abbiamo tanto scritto e di cui immagino continueremo a scrivere, che allarga, estende i benefici della normativa antimafia, che consente insomma di assumere i familiari delle vittime di mafia alla regione per chiamata diretta senza concorso, anche agli orfani di femminicidio
e alle sopravvissute ai femminicidi che siano rimaste sfereggiate in volto. Come dire, intanto io poi volevo conoscere anche l'opinione del Presidente dell'Assemblea rispetto alla effettiva applicabilità di una norma scritta in questo modo. Ce ne sono, Luca, purtroppo tantissime di norme in questa finanziaria che per la fretta. Il firmatario è lui. Appunto, che è il firmatario di questa cosa. L'ho voluto qui anche per questo, diciamo, oggi, perché proprio era il firmatario. Non ho dubbi. Uno dei temi di questa finanziaria è che purtroppo nella fretta un sacco di norme sono scritte appunto con degli strafalcioni, con delle cose da sistemare, con delle imprecisioni. Mi chiedo quanto effettivamente una norma di questo tipo possa essere applicabile e quanto invece non si corre il rischio, che era anche l'invito di Galvagno poco fa, di evitare di prendere in giro la gente. Ecco. Mi taccio. Mario, Michela, Antonio. Posso raccogliere l'assist di Miriam? Così può rispondere. A proposito dell'onestà intellettuale che si evocava prima, cioè, questa finanziaria ha secondo me due problemi di fondo, uno di forma e uno di sostanza. I cosiddetti interventi per i territori, cioè quelli che ogni deputato poteva proporre con un budget di 20 milioni circa per i 40 di maggioranza e di 9 e cocci per quelli di opposizione. Se mi smentite vi faccio comma per comma l'identikit e il DNA di quale deputato è. Droga il rapporto con i destinatari di queste misure, che sono sacrosante. Cioè, se io devo finanziare il miglioramento dei flussi turistici, perché devo finanziare quel comune e non quell'altro? Se io ho 9 milioni per finanziare i flussi turistici, li metto a disposizione, faccio un bando e i comuni corrono, tutte e 391. Considera che io ho fatto un conteggio: su 391 comuni i destinatari diretti di benefici di questa finanziaria sono 125, circa un terzo dei comuni siciliani, quindi 2/3 non hanno avuto e quindi perché? Dico, poi anche giustamente, perché il comune di Cerda deve prendere 550 milioni fra la famosissima estate cerdese che fa fermare il mondo e la straordinaria sagra del carciofo di Cerda, quando il comune di Rocca Cannuccia, il sindaco di Cerda è un deputato della Lega, perché il sindaco di Rocca Cannuccia, così non si offende nessun altro comune, invece resta a bocca asciutta? E questo è un problema che secondo me stana anche la grandissima ipocrisia dell'opposizione. Non è un problema di maggioranza, perché l'ha fatto la maggioranza, l'ha fatta anche l'opposizione. Giusto perché c'è qua il presidente Galvagno, Paternò è stata beneficiaria di un bel po' di finanziamenti, ma anche la deputata dei 5 Stelle sui social diceva 50.000 euro per la chiesa di Santa, eccetera, eccetera, sono grazie al mio emendamento. Quindi il meccanismo coinvolge esattamente e allo stesso modo opposizione e maggioranza. Quindi le finalità dei finanziamenti sono giuste, è il meccanismo, perché poi finisce che i comuni che sono più rappresentati, per esempio l'altro che ha fatto man bassa è stata Modica, del deputato ex sindaco della Democrazia Cristiana, e quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è che se c'è un accordo e non è un inciucio, si può fare su temi importanti anche fuori dalla finanziaria, perché la legge sul femminicidio che finanzia, che favorisce le assunzioni delle vittime e degli orfani, ma non ha una copertura finanziaria, ed è semplicemente un'estensione della legge per le vittime di mafia, dove ci sono dei precisi requisiti giuridici e addirittura degli ancoraggi con il processo, perché tu lo devi dimostrare col processo che sei vittima di mafia. È una bellissima norma spot, mi dispiace che non c'è, perché glielo volevo dire, di Ismaele Guardera, che è un mago della comunicazione. Che manifestazione per il cane Aaron è un mago della comunicazione. Si è tirato fuori dal cilindro questo coniglio, di cui poi hanno portato
hanno parlato anche tutti i Italia. giornali nazionali, ma perché con questo stesso spirito, fuori dalla finanziaria, fuori dalla sagra di Cerda, fuori dalla polverizzazione dei 100.000 euro per ogni intervento di riqualificazione, con 100.000 euro in un comune tu fai 20 metri di strada, un lampione e una panchina, perché devi fare 100.000 euro per polverizzarlo Un lampione tutto? al comune, potrebbe essere. Ci si siede con lo stesso spirito positivo, con la stessa regia sartoriale, per citare Pellegrino, ci si siede, la norma sul femminicidio la fai e la fai bene in mezz'ora. Posso? Prego, Galvani. E poi Allora, Pellegrini. intanto rispondo a Miriam dicendo che sui destinatari presumo nulla questo, cioè se qualcuno volesse fare qualcosa per chi è stata vittima di femminicidio, visto e considerato che molte volte la politica si mette lì in prima fila quando succede qualsiasi genere di cosa, se si facesse qualcosa non sarebbe male. Se si facesse qualcosa di migliore rispetto a quello che si è prodotto, probabilmente anche meglio. Anche Quindi perché probabilmente sarà impugnata questa non norma. è che io devo dire qualcosa che non penso, devo dire che rispetto ai soggetti io ritengo che nessuno possa dire qualche cosa se si volesse venire incontro alle esigenze, a quelle che sono determinate anche situazioni psicologiche. Io in verità avevo un altro disegno di legge per quanto concerne le famiglie di vittime di femminicidio, perché nessuno invece si pone la questione relativa a quello che passano figli, nipoti o parenti rispetto a questi soggetti, che molte volte possibilmente non hanno neanche i soldi per andare a comprare magari il pane e andare a trovare a parlare con uno psicologo, uno psicoterapeuta, qualcuno che li può veramente far uscire ai familiari da quel genere di situazione, invece magari parlano con l'amico e peggiorano la loro situazione per magari uscirne. Quindi avevo pensato a quello che potrebbe essere un ticket, questo è un altro ragionamento, però sul fatto che si possa assolutamente migliorare, scrivere meglio, non in una notte, quella che è una norma che può avere un carattere assolutamente nobile, ritengo e rispondo assolutamente sì. E lo dico in maniera serena, senza avere paura che ci possa essere qualcuno che rimane male, perché talvolta la fretta non rende le cose assolutamente perfette, ma esistono anche dei correttivi d'aula, esistono anche le possibilità per poter migliorare quello che in principio si voleva normare. Venendo invece alla fattispecie di quella che sono le norme di carattere speciale, chiamiamole così, Vulevan, piuttosto che chiamiamolo come vogliamo, il tema è uno, faccio un ragionamento, provo a essere quanto più semplice possibile per cercare di fare capire anche a chi ci ascolta il ragionamento. È come se ci fosse un padre che ha diversi figli. Fai finta che ha 2 figli piuttosto che 10, 2, facciamolo facile facile, e destina 50 a un figlio e 50 a un altro figlio. È corretto? Qualcuno può dire sì, è equo. Ma se un figlio invece ha più bisogno rispetto a un altro figlio, che so, perché deve comprare gli occhiali da vista perché non ci vede bene alla stessa maniera, perché ha un problema e balbuziente e ha bisogno di andare da un logopedista, perché deve spendere delle risorse in più, è condivisibile il fatto che un padre possa destinare qualche risorsa in più a un figlio e qualcuno in meno? Secondo me sì. Ora, se poi si vuole fare un ragionamento di voler in qualche modo identificare dei comuni dove c'è il deputato di turno, quella è un'altra partita, ma noi siamo, io personalmente sono disponibile a qualsiasi genere di ragionamento che possa in qualche modo cercare di coinvolgere tutti nelle misure che occorrono, perché il fatto di destinare un fondo e mettere 100 lire per tutti quanti i comuni siciliani, Mario, secondo me non è una cosa assolutamente corretta, perché ci possono essere dei comuni che hanno più bisogno, comuni che ne hanno meno bisogno, comuni che hanno delle particolarità per estensione di territorio, per popolazione, per occupazione, per N motivi, per delta, per chissà quante variabili, che possono avere più o meno bisogno. Quindi io ti dico che sono pronto a lavorare sin d'ora a trovare uno strumento migliore rispetto a quello che è stato trovato sino a questo momento. Ma sul creiamo un fondo e allora dividiamo per il numero di abitanti o dividiamo per il numero di comuni siciliani, io ti dico che secondo me troviamo dei criteri oggettivi che non siano l'appartenenza del deputato. Ci dobbiamo fermare, un obbligo, ritorniamo subito dopo.
Miriam, Michela, Antonio. Io volevo agganciarmi a quello che si diceva perché era esattamente il tema che volevo segnalare. Più che mai, ma dico, è una pratica ben conosciuta anche nel passato, anche quello recente, più che mai su questa finanziaria, come si diceva, più che lo stato di necessità si è creato un collegamento inevitabile di riferimento con taluni deputati e quindi la necessità, Presidente Galvagno, è proprio evitare che il cittadino riconosca nella norma la paternità del deputato. Questo può portare anche alla spiegazione di un accordo che ovviamente stavolta è stato palese, un po' quello che si segnalava prima, la sconfitta e l'opposizione, ma non tanto perché sono rimaste le briciole. Io non sono d'accordo su questo, Miriam, che l'opposizione ha avuto certamente, ha portato a casa un bel bottino. E questo in qualche modo è ancora più grave, se vogliamo, perché torna sempre a quel teorema che dicevamo prima. Scusami Miriam, facciamo entrare. E poi volevo aggiungere una cosa, giusto perché stiamo segnalando cosa c'è, vabbè, a parte la stabilizzazione, che quella è una cosa da segnalare, quella è positiva. Volevo fare una domanda forse un po' scomoda per il Presidente, ma questo accordo, che comunque all'inizio non era così scontato, ricordiamo che c'è stato un intervento netto del Presidente perché si rischiava veramente di non ricomporre la questione, tant'è vero che poi si slittò, se non ricordo male, all'8 gennaio. Però vorrei sapere, con una risposta secca, se le viene bene, ma allora dove hanno fallito, visto che il ragionamento che fa lei è un ragionamento ecumenico di grande bravura e di grande attività di mediazione, però io credo che questa voglia, o forse no, l'avesse anche il Presidente Miccichè, l'avesse anche il suo predecessore, cioè anche, diciamo, personalità politiche riconducibili all'attuale maggioranza. Per quale motivo non hanno adottato questo sistema, considerato che poi sapevano il Vietnam che li avrebbe attesi in Ars? Perché non si era così ecumenici prima, mettendo tutti d'accordo e portando a casa un pezzo tutti? Ma devo dire che, riconoscendo grandissime capacità al Presidente Miccichè e al Presidente della Regione, si figuri se grandissime capacità al Presidente Musumeci, possibilmente, anzi non probabilmente, determinati rapporti tra le due presidenze non erano magari gli stessi che c'erano tra questo, che non vuol dire che non erano bravi, anzi erano bravissimi entrambi, però forse due bravissimi entrambi tra di loro magari cozzavano. Abbiamo visto quello che è successo tra Miccichè e Musumeci, su questo non c'è dubbio. Magari io umilmente ho chiesto se, in ragione di alcuni fatti che sono accaduti e alcune circostanze che erano in essere, ovvero anche aver ricevuto la finanziaria in tempi assolutamente utili. Quindi è ragionevolezza pura. Allora, non lo so, certamente non voglio essere, non voglio dire Condorelli, e poi vedo collegato alla manifestazione del cane a cui hanno dato fuoco. Antonio Condorelli, vai. Ci sono dei sindaci che l'hanno presa veramente male, questa spartizione che c'è stata alla regione. Mi riferisco ai sindaci per esempio di Bagheria, di Mazzara del Vallo, ma anche allo stesso sindaco di Caltanissetta che ha ricevuto gli stessi fondi del comune di Maletto. Ecco, vedete, questa finanziaria crea un prima e un dopo. Un dopo una spartizione fatta sostanzialmente tra amici, e vengono fuori delle amministrazioni locali che non hanno finanziamenti che sarebbero meritevoli soltanto perché non hanno amici. Quando dice amici sarebbero amici tutte e 70, cioè questo tutti coloro che hanno partecipato alla distribuzione dei 40 milioni di euro, dei 40 milioni di euro, circa 700.000 euro a ciascun deputato di maggioranza, 300.000 euro a quelli dell'opposizione, almeno queste sono le cifre che noi giornalisti abbiamo avuto in mano e che fino adesso non sono state smentite. Ecco, tutti coloro che non hanno partecipato a questa spartizione, sindaci, e guardate che qualche frecciatina è arrivata anche dall'ANCI, in questo momento sono veramente sconvolti perché parlano apertamente di una spartizione elettorale. Dal mio punto di vista, dal punto di vista morale ed etico, questo è uno dei momenti più bassi che ci siano stati dell'inciucio politico tra maggioranza e opposizione, dove ovviamente la maggiore responsabilità ce l'ha l'opposizione. E poi sarebbe
il minimo auspicabile, creare delle regole certe per la gestione di questi fondi che derivano, ricordiamolo a chi ci ascolta, da un tesoretto di un accordo Stato-Regione da 100 milioni di euro. Ne sono stati ricavati 40 milioni e gestiti così a tavolino. Ecco, secondo me questo dal punto di vista etico e morale, io personalmente avrei auspicato, o forse sarebbe stato anche meglio, prolungare le tempistiche se ci fosse stata una discussione accesa tra maggioranza e opposizione su fatti veri, anziché arrivare all'inciucio e dire sì, abbiamo portato a casa il risultato. Però l'idea della Sicilia che noi abbiamo del domani, qual è? Qual è l'idea che viene fuori da questo Parlamento? È un Parlamento quello di cui stiamo parlando, non una combriccola che gioca a briscola. Domanda, se Milo avesse in cantiere 20 progetti esecutivi immediatamente cantierabili e Catania, parlo del mio sindaco inteso mio per affetto, non per altro, perché io vivo a Catania, non ne avesse neanche uno e Milo prendesse più soldi di Catania, sarebbe uno scandalo? No, perché in quel caso Milo sarebbe meritevole. Allora bisogna premiare il merito, non l'amico del deputato. E mi permetta però, dottore, chi dice che possibilmente non ci sia un merito, non ricordo il comune che lei prima ha messo in questione. Maletto piuttosto che altri comuni abbiano queste risorse proprio perché hanno tanti progetti esecutivi. Io questo non lo so, non è una cosa che so, però sto ponendo io una domanda sul metodo di quello che si potrebbe applicare come regola, perché io sono pure assolutamente per creare un criterio diciamo differente, ma non certamente il criterio può essere o la grandezza o il numero degli abitanti. Mettiamolo sui comuni che invece sui comuni che hanno dei progetti, perché se poi io devo destinare delle risorse a un comune che non è in grado di poter spendere quelle risorse e queste risorse poi lei mi insegna che vanno in economia, io avrò sprecato l'opportunità di dare quelle risorse a un altro comune che invece quei soldi li avrebbe potuti spendere, realizzare, farci una piazza piuttosto che non so che cosa, ma comunque li avrebbe potuti impiegare. Ma infatti quindi io diciamo non la guardo stessa cosa, Presidente. E allora siamo contenti e diciamo io sono già disponibile affinché da domani mattina con tutti gli organi, anche con voi, si possa condividere un percorso per trovare un criterio quanto più condivisibile possibile. Bisognerebbe bloccare subito questa spartizione di 40 milioni di euro e dire, signori comuni, ci presentate i vostri progetti che sono meritevoli, perché a questo punto noi dobbiamo capire se quelli meritevoli sono la sagra del carciofo oppure sono la festa di Pasqua che devono fare a Caltanissetta, oppure se ci sono dei bandi che veramente possono produrre sviluppo e non dare la pacca sulle spalle a chi ha partecipato a questa spartizione. Fate dei bandi pubblici e questo è quello che chiedono il sindaco di Mazzara del Vallo, chiamate il sindaco anche di Bagheria che è in ginocchio e dice ma signori miei, ma noi così non possiamo gestire i rapporti con gli enti locali. I comuni che hanno beneficiato di questa spartizione cattiva da parte dei deputati fanno parte del lancio o no? Certo. Ma allora perché non rifiutano i finanziamenti e rimettono tutto sul tavolo del Lanci e lo fanno decidere il presidente del Lanci? Sarebbe una cosa auspicabile. Allora dico, visto e considerato che mi sembra un pochettino che noi veniamo attaccati da chi beneficia, attenzione, cioè mi sta sembrando un pochettino quasi o un insulto o una presa in giro. Rifiutassero, li mettono a disposizione del presidente Lanci e poi Lanci eventualmente si determina come meglio crede. Ti immagini quante pagine di giornali? Poi vediamo tutte queste proteste che ci sono da parte dei sindaci. La Vardera l'abbiamo ricollegato alla manifestazione per Aaron, che è il cane. Io vi chiedo scusa se non sono stato presente come mi ero programmato di fare con te, con i tuoi telespettatori, ma abbiamo organizzato una sessione di protesta. Ci sono centinaia e centinaia di persone in piazza che abbiamo radunato qui a Palermo perché quello che è accaduto ieri sera in città è gravissimo, un cane è stato bruciato vivo e quindi chiaramente insieme con il deputato nazionale Borrelli siamo qua per dare solidarietà a questo grande popolo, quindi io non mi sono voluto esimere di volermi collegare con voi e quindi chiedo scusa per il ritardo. Va bene così, la Vardera, va bene così. Allora facciamo così, vi faccio sentire un pezzettino, la parte finale di quello che è successo nella 24 ore, non di Le Mans ma dell'Ars, per approvare questa finanziaria, così chiudiamo insomma quest'ultima parte della trasmissione un po' sorridendo. Questo è diciamo quello che abbiamo raccolto, sono due sostanzialmente i protagonisti, uno è Cateno De Luca, l'altro è Marco Falcone. Sentiamo. Io desidero intervenire per il nostro commiato all'assessore Falcone.
La voglio ringraziare perché sotto il profilo ragionieristico ha fatto un ottimo lavoro. Il nostro contributo è fondamentale perché arriveremo noi al governo ed avere contabilmente la regione a posto per noi è importante. Lei, assessore Falcone, farà una bellissima campagna elettorale, ma la perderà. Tamaio, anzi Schifani, la batterà. Lei ha svolto il ruolo anche dell'ologramma Schifani. Ha tentato invano più volte l'assessore e vicepresidente San Martino di svolgere questo ruolo, ma lei è stato preponderante e devo dire è stato decisivo. San Martino sta crescendo bene, ma non ha la sua ovviamente statura e di questo dobbiamo darne atto. Sta crescendo, crescerà. Non sappiamo se arriverà mai ai suoi livelli. Un altro ringraziamento lo dobbiamo fare al Presidente del Parlamento. Il nostro Presidente è stato il demiurgo di questo risultato. Onorevoli colleghi, io non so l'anno prossimo chi sarà in questo, diciamo così, in questo ruolo. Io spero soltanto però una cosa, e lo dico in maniera molto affettuosa ma anche altrettanto sincera, che l'anno prossimo si possa arrivare all'approvazione prima di Natale, per un motivo, lo abbiamo anche detto, abbiamo anche spiegato le ragioni, che approvare la legge di stabilità significa immettere denari nel circuito economico. Allora, questo era Catena Duca, Marco Falcone, velocemente perché ho 3 minuti da questo momento, così riesco anche a salutare tutti. Miriam, è ormai una corsa per la prossima candidatura alla regione siciliana? Galvagno, San Martino, Falcone e De Luca? Uno per ma va bene, se la stanno gestendo loro la cosa. Vabbè, la Vardera sta gestendo la questione del cane, là. Va bene, la Vardera, non si preoccupi. Miriam, vai. Galvagno dubito che lo vedremo candidato, sinceramente, però in generale sì, è partita la corsa, vedremo tantissimi assessori regionali candidati, i nomi che girano li abbiamo scritti in questi giorni, da Marco Falcone ad Elvira Amata, Roberto Di Mauro, si profila anche l'ipotesi Totò Lentini per l'MPA, insomma c'è... De Luca gli ha letto le carte, no? Ha letto le carte a tutti, no? Lei sì, lei no, lei forse, lei... passa questo. Esatto, abbiamo 6 mesi di campagna elettorale che ci aspettano. Ecco. Mario. No, adesso azzerata la finanziaria ci sono altre scelte. Mi piacerebbe capire dal Presidente Galvagno se la riforma delle province, a cui tiene tantissimo Schifani, anche dopo diciamo, un patto romano con la Russa, avrà una corsia privilegiata e quindi si comincerà il lavoro all'ARS dopo che è stata approvata velocissimamente dalla Commissione di merito. Adesso risponde Galvagno. Michela. Una speranza è che la campagna elettorale, come invece sempre accada, non oscuri il record dell'approvazione della finanziaria nei termini, perché adesso sarà sempre più difficile lavorare in ARS con le tante assenze, in qualche modo giustificate se vogliamo, e con i tanti accordi che deriveranno e tanti bracci di ferro che deriveranno dalle candidature e poi dal risultato delle elezioni europee. Quindi Antonio. speriamo che questo Parlamento lavori con lo stesso ritmo. Dentro il centrodestra, dove Forza Italia andrà per la prima volta al voto senza il fondatore Silvio Berlusconi, quindi c'è un nodo importante dentro la maggioranza, anzi dentro proprio il partito di Renato Schifani, e c'è anche da vedere che fine faranno quelli che noi chiamiamo cespugli, ma non sono cespugli, perché a livello locale Raffaele Lombardo, Totò Cuffaro hanno una forza importante, possono essere anche determinanti in base a come si muovono e come si piazzeranno. Quindi è una partita molto importante rispetto alla quale, devo dire, vedo con scarsa stima tutto l'asse che compone l'opposizione a Renato Schifani, perché ha dimostrato
di essere politicamente inconsistente, quindi di queste cose le persone se ne accorgono. Ho il tempo di chiudere prima di far rispondere a Galvagno sulle province, me la conservo all'ultimo questa risposta a Galvagno prima di salutarla. Pellegrino e Lavardera, io sono costretto, insomma, abbiamo esaurito il tempo, quindi vi invito la prossima volta in cui non ci sono manifestazioni, in cui riusciremo a ristabilire i collegamenti. Pellegrino, i tempi purtroppo televisivi sono questi. Grazie per essere stato con noi. Non so se voleva aggiungere qualcosa alla discussione velocemente. No, io l'unica cosa che volevo aggiungere alla discussione era che le misure, quelle che si chiamano mancette, che voi definite mancette, sono delle misure compensative, in questo caso all'articolo 1 e 2 della nostra legge, cioè ai finanziamenti ai comuni e alle riserve per i comuni. Mazzara del Vallo, l'unica cosa che mi apparteneva, dice il sindaco si è lamentato. Il sindaco in questo momento noi abbiamo lasciato fuori sia Mazzara del Vallo che Castelvetrano appositamente perché sono i due comuni dove si vota, dove già sta infuriando la campagna elettorale. Immaginatevi se c'erano degli emendamenti di Pellegrino, di Forza Italia contro il sindaco di Azione. Quindi abbiamo cercato sia l'opposizione che la maggioranza di tenere fuori i due comuni dove tra 4 mesi si voterà. Ecco, questo era uno dei motivi. Mazzara del Vallo era stata beneficiata già la scorsa legislatura e comunque durante questa legislatura nel collegato di emendamenti e di finanziamenti. Quindi non ha di che lamentarsi il sindaco. Grazie Pellegrino. Una cosa secca all'onorevole Pellegrino, posso? Perché onorevole Pellegrino, lei è di Forza Italia, abbiamo sentito un'affermazione bella pesante dal collega Condorelli, cosa risponde? Sul presidente Schifani. Presidente Schifani è politicamente il collegamento non era ottimo. Io ho capito che il presidente Schifani era un ottimo politico, o no? Bene, grazie. Galvagno, sulle province devo chiudere, siamo in ritardo su Schifani che non ritengo assolutamente un ologramma, come ha detto. Assolutamente no, anzi siamo riusciti a creare una grandissima sinergia con il governo nazionale. Per quanto riguarda se non smentisco, poi possibilmente potrei aver acconsentito, non sto lavorando né io, non so gli altri per il dopo Schifani, anzi assolutamente va benissimo quello che faccio, spero anzi di farlo in maniera degna. Sul discorso delle province ricordo che non è soltanto una battaglia del Presidente della Regione, anzi è una battaglia che facciamo insieme. Ci sarà una riunione in cui ci incontreremo per capire quali siano le priorità da portare da qui a giugno in aula, augurandoci che la stessa presenza che c'è stata durante questa finanziaria la si possa riscontrare anche durante i mesi successivi alla finanziaria, che sono quelli manager della sanità entro il 31 o si va a quella deroga? È una scelta del Presidente della Regione, lei lo sa meglio di me. Allora, Presidente della Regione Renato Schifani, la invitiamo qui al punto, d'altronde ci abbiamo anche da raccontare questo suo primo anno di amministrazione della Regione Siciliana, quindi sempre invitato insomma alla nostra trasmissione. Grazie al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e grazie al capogruppo di Forza Italia Lars Stefano Pellegrino, grazie a Ismaele Lavardera. Quando c'è il presidente Schifani in studio, invita pure me, che io qualche cosa da dire ce l'avrei. Va bene, volentieri, prendiamo nota. Grazie alla collega Miriam Di Peri, grazie a Mario Barresi, grazie a Michela Giuffrida, grazie a Antonio Condorelli. Ci fermiamo, subito dopo la pubblicità abbiamo il tempo della buona notizia di oggi e poi appuntamento alla prossima settimana. Rientriamo in studio, ultima parte della nostra trasmissione che dedichiamo, dopo aver sentito queste chiacchiere, questi litigi insomma tra la politica, insomma i commentatori, i giornalisti eccetera, la dedichiamo alla buona notizia che ci racconta Assia La Rosa. Ciao Assia, che è qui con la dottoressa Francesca Andreozzi, presidente del Centro Coros, e con Antonino Fighera. Assia, chi ci hai portato? Allora, caro Luca, ti ho portato un articolo di 10 anni fa, a firma mia, Issare le vele al vento per approdare infine al porto della legalità. Già da 10 anni la dottoressa Francesca Andreozzi, psicoterapeuta e operatrice di vela solidale, ha iniziato un percorso con i giovani. Oggi Nino è qui con noi, testimonianza vera di questo percorso, che attraverso i progetti Legalmente, la rotta della legalità, Vento da Sud, Scuola per Mare e Buon Vento, quindi vedi il
leitmotiv che le accompagna, ha creato un processo di riabilitazione sociale proprio per questi giovani che provengono dal nostro territorio. Francesca, tra le onde della vita, quale rotta hai cercato di perseguire con questi giovani, ormai centinaia, da quando è iniziato a oggi? Sì, allora diciamo che in questi 10 anni la mia passione per il mare, unita alla mia professionalità, ha creato un progetto che potesse essere in grado intanto di ampliare la prospettiva e quindi di permettere ai ragazzi che, essendo cresciuti a Catania, non avevano mai vissuto il mare in un certo modo, di cambiare prospettiva, vedere la terra vista dal mare e attraverso un'esperienza a bordo, quindi con quello che comporta la vita di bordo, provare anche ad avere un'altra prospettiva sulla propria storia personale. Chi sono questi ragazzi? Faccio una domanda io per capire, per fare comprendere anche ai nostri telespettatori. Chi sono i suoi passeggeri / navigatori? Sono ragazze e ragazzi del circuito penale minorile che vengono inviati dall'USM di Catania, che è l'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Quindi gente che comunque ha avuto già a che fare con la legge, che magari hanno avuto le condanne Sì, e sono in una fase di messa alla prova, per cui fanno varie attività che hanno a che fare con la giustizia riparativa, con il servizio sociale, con l'istruzione, con lo sport. Legalmente è stato uno dei primi progetti che più di 10 anni fa abbiamo avviato insieme all'USM. Sono, caro Luca, persone che provano ad andare controcorrente, come Nino che ha iniziato 10 anni fa questo percorso e oggi è una testimonianza, un punto di riferimento per i giovani che iniziano a navigare con la dottoressa Andreozzi e con gli operatori. Nino, vuoi raccontarci come è iniziato il tuo percorso e qual è stata la tua esperienza di 10 anni fa? Il mio percorso è cominciato tutto che ero in IPM, no? Aspetti Nino, cioè perché noi qua insomma dobbiamo anche trasferire questo. Che cos'è l'IPM? L'IPM è l'Istituto Penitenziario Minorile. Quindi carcere minorile. Esatto. Sì. Poi dopo sono andato in casa famiglia e mi hanno dato l'opportunità, diciamo, di fare questa esperienza con Velegamento. Quello che comunque ti può trasmettere, diciamo, tutto il progetto è riscoprire te stesso, cioè nel senso fatti uscire dal tuo di vita, no? Fare delle esperienze anche che comunque se non era per loro comunque uno nella vita forse non proverebbe mai, cioè io in prima persona. Questo proprio ti fa cambiare. Quindi anche guardare in qualche modo la vita e le cose della vita e la legalità anche. Sì, perché in barca a vela ci sono delle dinamiche molto particolari che Francesca ci racconterà, che si vengono a creare proprio all'interno dell'equipaggio. Francesca, vogliamo spiegare ai telespettatori cosa avviene in barca a vela? Sì, allora la prima cosa innanzitutto è che manca la terra sotto i piedi, ma proprio fisicamente, quindi tutte quelle strutture, quelle modalità che ognuno di noi ha sulla terraferma, in barca non vanno bene. Bisogna reimparare a camminare, a stare in equilibrio, ma soprattutto la barca a vela è uno spazio ristretto dove non puoi agire solo per conto tuo, ma devi avere a che fare con gli altri, devi muoverti, devi relazionarti e devi cooperare per poter far andare bene la barca. Allora, io sto vedendo in sottofondo questo filmato in bassa frequenza, chiederei alla regia, ecco, adesso stanno vedendo anche i nostri, di dare un po' l'audio di questo filmato, che è breve, però ci spiega un po' che cos'è questo racconto. Lo avete realizzato voi. Buongiorno, accomodati. Come stai? Siamo noi 10 anni fa. Grazie a voi non avevo qualche pensiero in testa, scomparivo quando salivo in barca a vela. Poi senza prendere un centesimo vi siete presi delle responsabilità. Questo lo apprezzo tantissimo. I giudici, chi sono? Non ci sono solo giudici. Giuseppe Fava, Beppe Montana, Paolo Borsellino. Solo uno e due. Libero Grassi, Giovanni Lizio, Luigi Bodenza e Serafino Famà. Tutti morti. Tutti morti. Tutti morti perché? Per la mafia. Non
una schifezza perché non ci hanno levato il futuro a noi. Io su queste parole rientrerei perché insomma, è lei, no, Antonino? Ci ha ripensato, magari prima non le diceva queste cose. Non avrei mai pensato, diciamo, però crescendo realizzi veramente cosa potrebbe essere, diciamo, sia la mafia o comunque la legalità. E questo lo ha fatto anche grazie al doppio cappello che ha la dottoressa Andreozzi, che è anche presidente di Fondazione Fava, e quindi con i ragazzi innesta all'interno di questo percorso anche una strada che va dritta alla legalità attraverso proprio delle tappe specifiche che ci vuoi raccontare, Francesca? Sì, allora io sono la nipote di Giuseppe Fava e da un po' di anni porto la mia testimonianza nelle scuole, parlo con gli adolescenti, parlo con chi nel 1984 non c'era. E ho capito che questa testimonianza serve a dare un esempio, a raccontare una storia che, anche se sono passati 40 anni, è ancora attualissima. E con i ragazzi è stata quasi una voler dare fiducia, raccontare la mia storia anziché ascoltare solamente la loro. Oggi fa parte proprio del percorso la parte di testimonianza. Quando ho conosciuto Nino non era così, ma è stato tempo dopo la fine del progetto, dopo la fine della messa alla prova, che un giorno l'ho portata in quella che oggi si chiama Via Fava. Io ho fatto vedere la lapide e poi ho raccontato la storia della mia famiglia. Anche perché, Luca, adesso loro sono ancora in contatto dopo 10 anni, ed è la cosa bella. Ovviamente si sono conosciuti in un contesto professionale. Questa cosa, diciamo, è un bel racconto, credo che ovviamente vada valorizzata, anche perché, e lo chiedo a voi, qui questa è, come dire, motu proprio, no? Cioè una iniziativa propria dove anche le spese, no? I soldi che servono per portare avanti questo progetto, credo siano, come dire, di tasca propria, si dice così, no? Ci si mette tutto di tasca propria, no? Il progetto è nato proprio così. Con il nostro tempo, mio e di Massimo Abate, il mio istruttore di vela e il comandante che vedete nel video Lo decide il vento, e abbiamo continuato anche attraverso delle raccolte fondi a portare avanti questo progetto. Adesso dopo 10 anni è stato riconosciuto, abbiamo avuto anche dei finanziamenti, per cui continuiamo ad andare avanti anche con diverse progettualità, però il nostro obiettivo rimane sempre quello, è la presenza di Nino, per esempio, per me è fondamentale, perché qualche mese fa, alla fine di una settimana di navigazione con un gruppo di ragazzi, a mangiare la pizza tutti insieme siamo andati ed è venuto anche lui con noi. Complimenti. Allora, Assia, siamo a chiudere, insomma, bel progetto, bella storia. Una bella storia, la prima di questo La prima spazio. bella storia, insomma, questo è il racconto. Grazie Assia, che ritroveremo la prossima settimana. Insomma, volevi aggiungere qualcosa riguardo a questa storia? No, credo che, insomma, siamo riusciti in pochissimo tempo a raccontare però tutto al meglio e a far passare questa storia come veramente modello, grazie anche alla presenza di Nino oggi qui. Grazie anche alla dottoressa Francesca Andreozzi, buon proseguo, no? Come si dice? Buon vento si dice nel gergo. E grazie anche a Antonino Fighera, insomma, che adesso aiuta gli altri ragazzi a uscire, insomma, da questo tunnel e a riabbracciare la legalità. Questo è il messaggio, insomma, che portiamo oggi in questo spazio della buona notizia, il punto. La buona notizia la ritroveremo, grazie ad Assia La Rosa, la prossima settimana. La nostra trasmissione di oggi finisce qui, grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento ovviamente a sabato prossimo, sempre qui su Telecolor alle 14:30.